Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I carabinieri del comando della compagnia di noto e della stazione di Porto Palo di Capopassero hanno arrestato 2 consiglieri comunali e il padre di uno di loro dopo aver condotto un'articolata indagine. I sospettati sono stati accusati di concussione a danno di imprenditori nei mesi compresi tra marzo e ottobre 2020. Il lavoro investigativo è partito dalla segnalazione del sindaco che ha accusato i 3 indagati di possibili atti di concussione. Malori fulminanti in Sicilia, 3 morti. A Paternò nel Catanese un giovane di 30 anni, a Petralia Soprana in provincia di Palermo l'assessore comunale Carmelo Conte di 68 anni e infine a Caltanissetta una giovane mamma di 2 figli è morta a causa di un aneurisma cerebrale. Francesca Mugavero, 45 anni, si è sentita male sabato mattina mentre si trovava in casa. La corsa in ospedale non è servita a salvarle la vita. Un tamponamento è avvenuto sulla circonvallazione di Viale della Regione Siciliana a Palermo a meno di 24 ore dopo un incidente fatale che ha causato la morte di un uomo di 50 anni. Questa mattina 3 veicoli si sono scontrati vicino a Villa Serena nel senso di marcia verso Trapani sulla carreggiata centrale. Un automobilista è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale in codice verde. Lutto nel campo dell'imprenditoria siciliana, è morto Giuseppe Benanti. Il cavaliere è scomparso all'età di 78 anni, era conosciuto per essere un produttore di vini eccellenti dell'Etna e un imprenditore nel settore farmaceutico. La sua azienda Sifi è stata fondata nel 1935 dal padre. Nel 98 ha iniziato a investire nel mondo del vino, fondando la sua azienda vinicola Castiglione di Sicilia. Ha deciso di valorizzare le potenzialità del vino dell'Etna come prodotto di qualità imbottigliato e ha lanciato la strada del vino dell'Etna. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.